Ciao a tutti, sono Matteo di Midas Italia. In questo terzo video parleremo di due dei componenti che sicuramente utilizzeremo nel nostro sistema prima o poi, ovvero le stage box DL16 e DL32. Per la serie M32, quindi con gli stessi preamplificatori microfonici dell'M32, troviamo due stage box che da ora in avanti chiameremo DL, la DL16 con 16 ingressi e 8 uscite, la DL32 con 32 ingressi e 16 uscite. Queste sono le uniche stage box Midas che permettono di essere messe in daisy chain, quindi collegate una all'altra in cascata. Ovviamente queste servono per portare con un singolo cavo categoria 5 o 6 SFTP i miei ingressi e uscite del banco sul palco tramite un singolo cavo con trasmissione digitale. Nel caso della DL la cosa è presto fatta. Mi basta collegare la porta AS50A della mia stage box a una delle due porte AS50 del mio mixer. In questo caso mi attacco alla porta AS50A. Andare nella pagina di routing. Qui selezionare la porta AS50 dove ho collegato la mia stage box, in questo caso la porta A, assegnargli gli ingressi. Per quanto riguarda le uscite mi sposto con la freccetta sempre sulla porta A, quindi AS50A, queste qua sono le uscite, e scelgo su queste colonne cosa mandare verso le uscite XLR della mia stage box. Nei precedenti video ho comunque parlato a sufficienza di questa sezione, quindi andate a rivederli se non li avete già guardati. Per quanto riguarda la DL16 le cose sono un po' diverse. Questa DL è di tipo intelligente, quindi può anche svolgere delle funzioni come master di clock e altre funzioni specifiche che vedremo più avanti. Per quanto riguarda le uscite, il metodo di assegnazione è identico a quello della DL32. Fermiamoci un attimo a vedere la DL16. Cosa che noterete della DL16 è che ha uno schermo, dei pulsanti, due encoder rotativi e un'uscita cuffie. Con questi cosa possiamo fare? Selezionare gli ingressi e di questi, una volta selezionati, regolare il gain oppure accendere la Phantom, cose che ovviamente posso fare anche dal mixer, oltre a poter fare il monitoraggio via cuffie di quello che ho selezionato. Poi abbiamo varie funzioni su questa stage box. Da prima questa modalità che vedete, stage box slave del sistema. In questo caso devo avere il LED Signal Master spento, tutti gli altri LED spenti, tranne il LED che indica la connessione al mixer in questo caso, dove la stage box si sta prendendo il clock. Ovviamente deve essere verde, ricordate sempre verde bene, rosso male. In questo caso la stage box replicherà sulla sua uscita S50 i 16 ingressi e in ingresso le 8 uscite che io assegnerò dal mixer, che queste qua in questo caso saranno come ingressi la S50 dall'1 al 16 e come uscite la S50 dall'1 all'8. Andiamo avanti. Accediamo a un'altra modalità, quindi selezione, tengo premuto config e giro l'encoder 916 out più 8. In questo caso tutto come prima, tranne che per le uscite, che in questo caso non saranno più sulla S50 dall'1 all'8, ma saranno sulla S50 dal 9 al 16 e si accenderà un LED arancione in fianco alla scritta out più 8. Gli ingressi non cambiano.
ripremo config, giro ancora una volta. In questo caso gli ingressi, come abbiamo detto, rimangono dalla S50 dall'1 al 16, le uscite, adesso che siamo in modalità out più 16, saranno assegnate ai flussi S50 dal 17 al 24. Vediamo la prossima modalità di funzionamento, quindi premiamo il pulsante e giriamo. In questo caso la stage box lavora in modalità slave splitter. Slave, quindi 16 ingressi a S50 dall'1 al 16, 8 uscite XLR a S50 dall'1 all'8 e gli input analogici della DL, in questo caso, che funziona da splitter, vengono splittati e replicati direttamente in uscita verso le porte ADAT e Ultranet della stage box. Modalità seguente, premiamo il pulsante, splitter out più 8. Come potete ben immaginare, questo cosa vuol dire? Vuol dire che le uscite XLR saranno sul flussi S50 dal 9 al 16 e gli ingressi analogici saranno splittati e quindi replicati, come prima, sulle porte ADAT e Ultranet della stage box. Modalità seguente, out più 16. In questo caso le out sono sui flussi S50 dal 17 al 24 e, come immaginate, gli ingressi analogici sono splittati e replicati sulle porte ADAT e Ultranet della mia stage box. Adesso settiamo la stage come master. Quindi ci spostiamo qui. Finora abbiamo visto l'uso della DL come slave del nostro mixer. Ora vediamo cosa succede quando lo utilizziamo e cosa dobbiamo fare quando lo utilizziamo in modalità master. Prima di tutto, dopo aver impostato la stage box come master di clock, noterete che qua sopra dove è collegata la DL c'è scritto ADL16, in questo caso sono attaccato alla porta A del mixer e c'è il LED rosso. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ricordatevi, rosso è male, verde è bene. Più o meno come il clip dei canali. Andiamo su Setup. Qui, sulla parte global del mixer, dovremmo dirgli da chi deve prendersi la sincronizzazione. Se vi ricordate, nel primo video di questi training, di questi tutorial, vi ho detto che in un sistema digitale deve esserci un unico master di clock. Non possono essercene due. In un'orchestra non ci sono due direttori d'orchestra, ce n'è uno solo. Quindi, se la mia DL, che è il master di clock, è attaccata alla porta A, dirò al mixer di sincronizzarsi sulla porta A. Perfetto. Adesso è tutto verde. Possiamo adesso continuare a vedere le funzioni della nostra stage box. Bene, ora stiamo lavorando con la stage box in modalità master. Cosa vuol dire? Che lei sta dando il clock al mio mixer, che abbiamo precedentemente impostato come sincronizzazione dalla porta S50A. In questo caso è lei il nostro master di clock. Devo avere tutti i LED spenti tranne il link verso il mixer e la LED signal master, ingressi come prima sul flusso S50 dall'1 al 16, uscite sul flusso S50 dall'1 all'8, sempre con assegnazione dal banco. Giriamo ancora, adesso avete visto, abbiamo premuto e mi dice la frequenza di sample rate con cui sta lavorando la mia stage box. Se io giro, la posso far lavorare a 4400. In questo caso anche sul banco dovrò impostare il 4400 come sample rate, altrimenti, come vedete, ci sono problemi di connessione. Andiamo alla modalità seguente, quindi master di clock più splitter in modalità 48. Perfetto.
In questo caso verde la porta A, quindi vuol dire che sono a posto sia a livello di sync che a livello di sample rate sul mixer. Verde il signal master e arancione lo splitter. In questo caso, come potete immaginare, lavora tutto come in precedenza, quindi AS50 dall'1 al 16, AS50 dall'1 all'8, e gli ingressi vengono splittati e girati verso le uscite ADAT e Ultranet della stage box. Modalità successiva, sempre questa, in modalità 4400. Se mettete in cascata più DL16, visto che possono essere messe in cascata, se mettete in cascata più DL16, quindi uscendo dalla porta B della DL16 e andando alla seguente sulla porta A, gli ingressi scaleranno in automatico, quindi dal flusso 1.16 dell'S50, flusso 17.32 dell'S50. Le uscite non scalano in automatico, quindi dovrò selezionare sulle stage a quali out assegnare le mie stage box. La DL16 ha anche alcune funzionalità che permettono di utilizzarla senza il mixer per diversi scopi. Vediamo quali. In modalità standalone, la DL16 può funzionare come snake digitale, ovvero se devo portare dei segnali analogici da una parte all'altra. In questo caso avrò i primi 8 input della DL di sala che andranno direttamente verso le 8 uscite XLR della DL di palco, se vogliamo dargli un nome sala palco. I rimanenti 8 usciranno sulle porte ADAT della stage box, diciamo di uscita. Un altro utilizzo della nostra DL16 standalone è come scheda audio. Per fare questo ho bisogno di una DL16 e di una DN9630. DN9630 Clark Technic è un convertitore di formato da AS50 a USB 2. I driver li trovo sul sito Clark Technic, che mi serviranno per i computer che montano Windows, mentre per Mac viene riconosciuta direttamente. Quindi lato USB mi collego al mio PC o Mac. Lato AS50 mi collego alla porta A della mia DL16. La DL16 ovviamente deve essere impostata come master di clock, in questo caso la porta di sync deve essere verde, quindi in questo caso così è tutto quanto a posto. Perché la DL16? Perché dalla DL16 posso comandare l'accensione delle phantom e i gain dei vari ingressi. In più, mettendo in cascata o 2 DL16 oltre a quella master o una DL32, posso per prima cosa comandare i preamplificatori dalla DL16 master anche delle altre stage box. In secondo luogo posso ottenere una scheda audio con preamplificatori microfonici Midas fino a 48 ingressi e 24 uscite. Trovate tutte le informazioni sui nostri prodotti, quindi stage box e mixer, sul sito musictribe.perase.it/Midas e se volete contattarci tramite social sulla pagina Midas Console Italia. Nel prossimo video parleremo di effetti, grafiche Q, preset library e funzioni di copy and paste. Grazie a tutti.